Cagliari, due piazze, due destini. La Sardegna a un bivio. Duplice faccia a Cagliari. Rinascita in piazza Le Carmine, ma un lago urbano crea il caos nella nuova piazza Matteotti. A Cagliari, piazza del Carmine, la zona rossa voluta dalla questura sta funzionando. Risse e spaccio sono diminuiti. Residenti e commercianti chiedono di prorogare le misure oltre la scadenza di metà novembre. Ma l'altra faccia della città è in piazza Matteotti. Il wrestling nasconde un grave difetto. La fontana a raso, costruita in pendenza, riversa migliaia di litri d'acqua sulla strada. Perché nessuno a Cagliari è intervenuto per correggere questo errore di progettazione? I passeggeri dei bus si trasformano in equilibristi per non finire nel lago urbano in via Roma. Due piazze, due destini diversi, nel cuore del capoluogo della Sardegna. È essenziale garantire la sicurezza al Carmine e correggere l'errore a Matteotti. Seguimi per restare aggiornato sulle notizie e le problematiche urbane dalla Sardegna. Per farlo iscriviti al canale, lascia un like al video e anche oggi grazie mille per la tua attenzione. Stammi bene.